Per parlare sul tema della sessualità, prima dobbiamo mettere in chiaro qualche principio. Dio ha fatto gli uomini in mondo ordinato, innanzitutto li fa vivere. Dio fa vivere. E questa vita li fa sentire. Sentono per conoscere ed amare, e conoscono ed amano per pregare. Sopra il nostro corpo la testa, in mezzo il cuore e sotto i sensi. Ma ci sono degli uomini che vivono questa realtà esattamente al rovescio. Quindi invece di vivere come uomini razionali che dominano con la loro intelligenza gli istinti sessuali, si lasciano dominare dai sensi. La loro vita è comandata purtroppo dagli appetiti che ci fanno più simili agli animali che agli esseri spirituali. Padre, non crede che la Chiesa sia un po' troppo antiquata sul tema della sessualità, credendo che gli uomini del mondo siano cambiati tanto? Innanzitutto dobbiamo sapere che la Chiesa, quando parla della sessualità, non dà delle regole inventate da lei stessa, ma rispetta l'ordine naturale stabilito da Dio nell'atto creatore. La Chiesa prende come principio i 10 comandamenti, che sono il fondamento della vita degli uomini, non soltanto dei cristiani, ma di tutti gli uomini. Il Catechismo della Chiesa afferma così: i 10 comandamenti sono incisi da Dio nel cuore dell'essere umano. Il Decalogo contiene un'espressione privilegiata della legge naturale. Quindi i 10 comandamenti è la stessa legge naturale. E la Chiesa non può predicare contro la legge naturale, però nemmeno ha bisogno di accettare gli errori del mondo moderno per aggiornarsi. Padre, qual è in concreto l'opinione della Chiesa nel confronto della sessualità? Innanzitutto si tratta di un'opinione positiva. Come leggiamo nella Bibbia, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Maschio e femmina li creò. E Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi. L'amore tra due persone è buono, è creato e voluto da Dio. Ma questo amore creato da Dio non è l'amore di romanzi televisivi, come vediamo spesso. L'amore voluto da Dio, l'amore vero, è un amore totale. Implica una donazione totalmente, non solo del corpo, ma di tutta quanta la persona. E questo solo si compie in un ambito e sotto certe condizioni, cioè nell'ambito matrimoniale e rispettando i disegni divini incisi chiaramente nella umana natura. Perciò la Chiesa non accetta le relazioni prematrimoniali, perché le persone, dice la Chiesa, perché le persone ancora non si sono donate del tutto, non si sono date con tutto ciò che hanno. L'uomo non ha dato il suo sì definitivo davanti alla società e davanti a Dio nella Chiesa. Non ha dato tutto il suo futuro, non ha dato il suo nome. Tanto è vero che se lei, la donna, rimanesse incinta, lui potrebbe abbandonarla, come spesso avviene. L'amore vero implica esclusività, cioè dono di tutta la mia persona, di tutta la mia capacità di amare soltanto a un'altra persona. Perciò la Chiesa non accetta i rapporti con multipli individui, nel stesso periodo o come successivamente. La Chiesa ripete le parole del Vangelo: non commetterai adulterio. L'amore vero deve essere fruttifero, perciò la Chiesa non accetta ogni modo egoista di ricerca del piacere carnale. Così il Catechismo ci dice che l'amore coniugale tende per natura ad essere fecondo. Per questo la Chiesa non permette l'aborto, l'uso dei contraccettivi in qualsiasi delle sue varietà e modi, l'omosessualità, l'onanismo, la masturbazione, eccetera, eccetera, eccetera. Fino adesso abbiamo parlato delle opere esterne della sessualità, ma Gesù va più profondo e dice: voi avete udito che vi ho detto, non commetterai adulterio.
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Perciò anche i nostri pensieri dobbiamo vivere nel vero senso dell'amore. Chiediamo alla Madonna Santissima che si compiano in noi le parole delle Beatitudini, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.